Bentrovati, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Ripa Transone, uno dei centri più antichi della provincia di Ascoli Piceno. Il comune si trova a 494 metri sul livello del mare e conta circa 4.200 abitanti. Ripa Transone ha anche ottenuto il riconoscimento della bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue eccellenze turistico-ambientali. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. Andiamo ad incontrare il sindaco. E con Alessandro Lucciarini De Vincenzi, sindaco di Ripa Transone, iniziamo il nostro itinerario. Siamo qui all'interno della sala consigliare. Innanzitutto, ecco, l'origine di questo nome, Ripa Transone. L'origine più probabile è quella che deriva dal nome del primo feudatario di origine franca, Transone, e quindi il castello, le ripe di Transone, quindi Ripa Transone, questa è l'origine che è quella più plausibile per il nome della nostra città. Un centro storico che è un vero gioiello. Centro storico che è un vero gioiello e merita di essere visitato, permettetemi di dirvelo. È un centro storico, un territorio complessivamente abitato da circa 4.200 abitanti, è un centro storico di impianto medievale denominato Belvedere del Piceno. Perché? Perché dalla nostra circonvallazione si può ammirare a sud il Gran Sasso con la Maiella, a nord il Conero e ad ovest tutta la catena dei Monti Sibillini, per poi affacciarci ad est sul mare Adriatico, dove a volte nelle giornate limpide delle mattine estive riusciamo ad intravedere anche la costa slava, quindi ha la denominazione di Belvedere del Piceno per questo motivo. Dei palazzi storici importanti, proprio qui a due passi abbiamo il Palazzo del Podestà, ma lo stesso Palazzo Comunale. Stesso palazzo comunale, il Palazzo del Podestà, che all'interno, al primo piano, situazione particolare, ospita il Teatro Mercantini, originariamente Teatro del Leone, per poi prendere il nome del Teatro Mercantini in onore del poeta Luigi Mercantini, autore della famosa Spigolatrice di Sapri. Diciamo, questo palazzo ha ospitato successivamente il teatro, che oggi è funzionante ad una capienza massima di 150 persone. Il Corso Vittorio Emanuele taglia il paese. Il Corso Vittorio Emanuele taglia longitudinalmente il paese per una lunghezza di circa 1 chilometro, dove vengono poi ospitati, individuati diversi palazzi caratteristici, in primis i musei. Ne abbiamo diversi, c'è l'archeologico, c'è il Museo Vescovile di Arte Sacra, c'è la Pinacoteca, Gipsoteca ed anche il Museo Storico Etnografico, quindi abbiamo delle ricchezze straordinarie e delle opere culturali e architettoniche di notevole interesse. Il corso viene poi intercettato da diverse vie trasversali, una in particolare è il vicolo più stretto d'Italia, che ha una larghezza di 43 cm nel punto più largo fino a raggiungere i 38 cm, per essere definito tale congiunge due vie, è pavimentato ed ha una finestra che si affaccia sul vicolo stesso delle due abitazioni che lo individuano, diciamo, sulla pianta del nostro centro storico. La principessa del territorio è senz'altro la vigna. La principessa del territorio è senz'altro la vigna, perché il nostro territorio è vocato in primis all'agricoltura, al turismo e all'artigianato. Ci sono 17 cantine che producono vino, quindi di altissima qualità, anche perché il nostro territorio si presta ad essere coltivato in primis al vigneto, poi all'oliveto. Abbiamo il gonfalone sullo sfondo con la corona di città e poi abbiamo due santi. Sì, abbiamo due santi, Santa Maria Maddalena e San Rocco, che sono i patroni della nostra città di Ripa Transone. Sindaco, Ripa Transone è un bel comune, ma è un comune che vive tutto l'anno
anche con molte manifestazioni. Una in particolare che è quella che praticamente rivitalizza nel periodo pasquale tutto il centro storico, dove i ripani che sono fuori per lavoro, si sono trasferiti, poi tornano a Ripatranzone per assistere ad una manifestazione particolare che è quella del Cavallo di Fuoco. Una manifestazione in onore dei festeggiamenti della Madonna di San Giovanni che consiste nel portare in giro per la piazza Matteotti e condivi una sagoma in ferro di un cavallo allestito con dei fuochi d'artificio. Chiudiamo con un invito. Un invito in primis è venire a vedere la manifestazione di cui abbiamo appena parlato. Ripatranzone è un centro storico che si trova a 12 km dal mare e a 20 km dalla montagna, quindi è baricentrico, ricco di cultura e anche di prodotti enogastronomici di altissimo livello. Grazie Sindaco, noi adesso ci spostiamo per incontrare il parroco di Ripatranzone. E adesso siamo all'interno dell'antica cattedrale di Ripatranzone, oggi concattedrale della diocesi, con il parroco Don Nicola Spinozzi. Ci presenti la comunità cristiana di Ripatranzone. Innanzitutto un benvenuti, perché è veramente con gioia che vi accolgo e farvi scoprire questa bellezza, perché è veramente una cosa bella questa concattedrale. La comunità in questo tempo di pandemia è una comunità viva. Anche se c'erano dei dubbi, sai, in questo tempo come potessero vivere le persone, i fedeli in questo momento, ma è una comunità molto viva, molto attenta alle devozioni e molto attenta a quello che è la propria fede, proprio una comunità che vive pienamente questo luogo di culto, questo nostro stare insieme, proprio come comunità cristiana. Quindi veramente una comunità che io ringrazio, perché da poco tempo che sto qui, che mi hanno accolto benissimo e che sono veramente contento. Rendiamo grazie a Dio per questo dono. Una concattedrale che è intitolata a San Gregorio Magno. Sì, San Gregorio Magno, che poi lo potete anche ammirare sulle varie opere che sono presenti qui, sia in Duomo ma anche nella cittadina. E quindi è proprio una grande figura di riferimento questo Papa, e che ci aiuta anche nella nostra vissuto di fede. Patrona di Ripatranzone è Santa Maria Maddalena. Abbiamo anche una cappella qui all'interno proprio dedicata alla nostra patrona, con anche il nostro compatrono San Rocco, che poi è proprio il protettore contro l'epidemia. In questo momento è più che mai, diciamo, importante averlo. Santa Maria Maddalena, ecco, la festeggiamo il 22 di luglio con delle varie attività qui in parrocchia e nella città, perché non è la patrona della parrocchia, ma è proprio la patrona della nostra città di Ripatranzone, e quindi coinvolge un po' tutte anche le altre parrocchie che a Ripatranzone ci sono. Tra l'altro qui sono ancora vive le confraternite. Sì, ce ne sono 5. Di cui poi una anche avendo un ramo femminile, che si adoperano per mantenere vive le tradizioni, tramandarle e anche animarle. Quindi mi trovo veramente, quando ci sono delle varie attività, a collaborare direttamente con loro, e veramente sono persone splendide. Dobbiamo dire che qui abbiamo una chiesa nella chiesa, perché all'interno della concattedrale c'è poi il santuario. Ah, bellissimo posto, un santuario mariano diocesano che tuttora è oggetto veramente di pellegrinaggi, forse non intesi in maniera canonica, diciamo, ma pellegrinaggio delle persone che vengono, che si mettono davanti al simulacro della Madonna di San Giovanni, che non è altro che
la Madonna di Loreto, che qui da noi è anche la patrona della nostra diocesi, persone che vanno giornalmente a pregare davanti a questo simulacro. Entrando proprio nel santuario si percepisce proprio la presenza della fede, della devozione, ed è piena di ex voto che sono custoditi dalla confraternita e quindi ci tramandano quello che è stato proprio l'affidamento alla Madonna, che continua ancora oggi ad essere. Tant'è vero che alcuni la scambiano per la patrona di Ripatranzone. Non è la patrona, ma è forse la figura più di riferimento che le persone vivono appunto come tradizione. Parroco, e qui fuori non dobbiamo dimenticare poi una visita al Museo Diocesano. Beh, certamente è da vedere, da gustare, perché ci sono tantissime opere d'arte, oltre quelle che anche qui potete gustare. È un museo diocesano che ha sede proprio nell'ex episcopio, che prima era proprio adiacente alla cattedrale, quindi vi invito veramente ad andarlo a visitare e a gustarvi anche quella che è il simulacro della nostra patrona, che è custodita proprio lì all'interno del museo diocesano, quindi Santa Maria Maddalena. Qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza? Ma guardi, io nella mia caratteristica io lo farei così. Grazie a tutti per come viviamo insieme questo tempo di pandemia alla luce della nostra fede. Continuiamo ad essere uniti perché, come dice Papa Francesco, non ci si salva da soli, ci si salva stando insieme. Certamente, ognuno con le proprie caratteristiche, ognuno con i propri difetti, limiti, ma anche con ognuno di noi ha quella gioia di costruire e di fare, che io personalmente, ve lo dico, ho sperimentato qui e veramente possiamo andare avanti e costruire una comunità veramente fondata sull'amore e sulla condivisione. Con la signora Anna Stacciarini andiamo a presentare il Museo della Civiltà Contadina e Artigiana. Tra l'altro viene gestito e curato da un'associazione. Sì, sì. Inizialmente nasce come comitato nel 1990, una trentina di soci fondatori che avevano il pallino di raccogliere queste suppellettili e strumenti che venivano utilizzati in campagna nelle botteghe artigiane. Poi successivamente nel 1993 si costituisce come vera e propria associazione e attualmente conta ben 120 soci. Oltre ovviamente allo scopo insomma di promuovere il museo, che come potrete osservare raccoglie una serie molto numerosa sia di suppellettili che di strumenti che venivano utilizzati in campagna per la realizzazione del vino, per tutto quello che serviva per portare in tavola il pane e quindi la coltivazione del grano, la mietitura, la trebbiatura. E poi c'è anche la ricostruzione di una vera e propria casa colonica che è il cuore del museo, degli ambienti molto suggestivi in cui sembra di vedere proprio uomini e donne dediti alle attività casalinghe e domestiche. Ci
ci sono anche delle botteghe di artigiani, la bottega del Fabbro, la bottega del Falegname, la bottega del Calzolaio, del Sarto, a riprova del fatto che l'attività che veniva svolta in campagna era legata, finalizzata poi all'attività che veniva svolta, diciamo, nella città artigianale, e questa a sua volta realizzava dei manufatti utilizzati anche da chi viveva in campagna. Non possono mancare i mezzi di trasporto, qui ne vediamo alcuni, i carri, che venivano sia utilizzati per il lavoro ma anche per recarsi dalle campagne nella città, magari la domenica. E poi una nota curiosa che attrae piccoli visitatori che restano molto affascinati: c'è la ricostruzione di un'aula scolastica con i banchi, la lavagna, calamai, matite, quaderni originali. E i bambini restano molto incuriositi quando visitano il nostro museo. È un luogo molto suggestivo, tra l'altro, questo. Sì, è un luogo suggestivo. Inizialmente la sede non era questa, attualmente invece la sede nel 2014 è divenuta questa. Sono le ex cantine Cardarelli su una superficie espositiva di circa 500 metri quadrati. So che voi organizzate anche delle manifestazioni. Sì, noi organizziamo come associazione diversi eventi ed iniziative, sono numerose, ne posso citare alcune, quelle più interessanti e tipiche. Abbiamo in inverno la festa di Sant'Antonio, che si svolge la domenica dopo Sant'Antonio, appunto, che è il 17 gennaio, in cui si può degustare la squisita ricetta dello stoccafisso in salsa. E poi d'estate invece abbiamo molto bella la festa del grano, che è la rievocazione della trebbiatura. Il primo fine settimana di agosto c'è proprio la trebbiatura che viene svolta in una delle piazze principali del paese. E poi si mangiano i piatti tipici della tradizione contadina: tagliatelle al ragù, pollo arrosto, castrato al forno. Per chi volesse visitare questo museo c'è un orario di apertura? Allora, durante l'anno in genere siamo aperti solo nei giorni festivi, mentre in estate siamo aperti tutti i pomeriggi dalle 16 alle 19. Grazie alla signora Anna. Noi adesso restiamo sempre qui all'interno del Museo della Civiltà contadina per scoprire alcune tipicità di Ripatranzone. E con il cuoco Alessandro Capecci andiamo a presentare alcuni piatti tradizionali del luogo, però io direi subito una cosa: qui siamo nella patria del vino e lo vediamo sullo sfondo, no? Perché Ripatranzone veramente per il vino... Ma è molto importante perché ha parecchie cantine che producono vino in questo territorio ed è eccelso proprio come vino. Tanti tipi di vino poi. Tanti tipi di vino, c'è la Passerina, il Pecorino, il Sangiovese, il Rosso Piceno Superiore, il Rosso Piceno, sono vari come tipologie di vino. Quindi c'è un itinerario in più da percorrere una volta arrivati qui a Ripatranzone. Allora andiamo a presentare questi piatti del territorio. Abbiamo lo stoccafisso in salsa, che è un piatto tradizionale e si fa di ricorrenza il 17 di gennaio, festa di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali, a base di alici, capperi, tonno e sottaceti, e dello stoccafisso lessato. Qui abbiamo il Museo della Civiltà Contadina che fa la sagra dello stoccafisso e in giro per Ripa ce ne sono parecchie in ogni frazione. Poi qui abbiamo proprio il principe dei piatti. Ed è il ciavarro. Una volta si faceva il 1° maggio. Era un piatto che si levava tutte quelle ramasuglie che avanzavano della semina, di tutte le cucine che facevano le donne di casa, dalla madia, e prima che arrivavano già i frutti nuovi, i fagioli nuovi, e allora si faceva tutto questo miscuglio di legumi e cereali e si faceva questa zuppa qui. E li abbiamo qui, no? Sono tantissimi. Sono tanti, c'è il fagiolo, il borlotto, la cicerchia, i piselli secchi, c'è il grano turco, il grano, il farro, l'orzo, il favino, la fava. Poi viene fatta una base con carne di maiale, sedano, carote, cipolle e aglio, e poi viene fatto bollire. Di solito chi sapeva la cottura vera di tutti questi legumi, man mano che bolliva mettevo il legume abbagnato
Invece oggi come oggi, per fare prima, si mette a mole e si lessa singolarmente ogni legume e poi si mescolano. Dopo abbiamo delle tipicità della zona, che ci sono i maccheroncini, ci sono le olive all'ascolana, i cremini, che sono tipicamente della provincia nostra qui. E qui abbiamo un'altra caratteristica dell'antichità di Ripatranzone. Sì, qui avevamo dei vecchi vasai che facevano i cuccià, che facevano tanti vasi, delle caraffe per mettere l'olio, delle anfore, dei boccali da vino, insomma facevano tante di queste cosettine che adesso sono sparite purtroppo. Non c'è più nessuno che li fa. Anche se qui, voglio dire, l'antichità Ce n'è non tanta. manca, non manca. Un invito a venire qui a visitare Ripatranzone? Beh, c'è tanto da vedere, c'è un panorama immenso, si vede dal Gargano al Conero, si vede il Gran Sasso, i Sibillini, si vede tutto, c'è il Belvedere del Piceno, sta qui. Grazie, noi adesso ci spostiamo di poco e andiamo a visitare il Museo Archeologico. E con Ilene Acquaroli andiamo a scoprire il Museo Archeologico Cesare Cellini di Ripatranzone e qui abbiamo la storia antica del territorio. Sì, in effetti abbiamo all'interno del nostro museo testimonianze addirittura che risalgono al Paleolitico, quindi già 700.000 anni fa abbiamo del materiale litico che testimoniano la presenza umana nel nostro territorio. Il museo è stato fondato nel 1877 da Don Cesare Cellini, canonico della cattedrale, il quale, essendo appassionato di archeologia, si è preoccupato di raccogliere tutti questi reperti che venivano affiorando in superficie a seguito della lavorazione dei campi o della costruzione di strade, li ha raccolti e quindi ha potuto fondare questo museo. Un patrimonio di circa 4.000 pezzi, i più significativi sono quelli esposti, circa 500. Per il 90% il materiale proviene dal territorio comunale, per il resto invece da territori limitrofi oppure sono frutto di scambi. Una sezione importante Sì. è la civiltà picena. Sicuramente. I piceni, il popolo che ha abitato il nostro territorio, hanno lasciato numerose testimonianze. Passiamo dagli oggetti ornamentali alle armi, al vasellame, quindi oggetti di uso domestico, e anche agli anelloni, che sono sicuramente il simbolo di questo antico popolo. I piceni sono stati nel nostro territorio dal IX al III secolo a.C. Abbiamo testimonianze per la maggior parte relative al VI secolo a.C. Questo popolo si è diffuso in un'ampia zona geografica che va dall'Abruzzo, quindi dal fiume Pescara, tutte le Marche nella fascia costiera e collinare ed un lembo di Romagna fino al fiume Foglia. Poi abbiamo un settore anche dedicato al periodo romano. Esattamente, l'ultima sala ospita reperti di epoca romana, per la maggior parte provenienti da Cupra Marittima, centro vicino qui a Ripatranzone, che in epoca romana era un importante centro di insediamento, e quindi abbiamo testimonianze storiche importanti anche per questo periodo romano. Tra esse il busto di Venere in marmo, sicuramente il pezzo più importante di tutta la sezione romana. Poi c'è anche una sezione medievale. Poi abbiamo anche una piccola sezione medievale e anche lì ci sono vari reperti, ma quello più significativo è forse un'elegante fonte battesimale, probabilmente nato come tomba di un fanciullo e riadattato poi a fonte battesimale, come era d'uso nel Medioevo.
non possiamo non presentare poi l'opera che abbiamo sullo sfondo. Esattamente, qui abbiamo un ospite illustre in questo momento perché sono 4 tavole di Vittore Crivelli, un pittore della metà del 400, che temporaneamente sono esposte qui in attesa di essere ricollocate presso la nostra Pinacoteca Civica. Visto che stiamo in chiusura, allora un invito ai nostri telespettatori. Sì, venite a Ripatransone perché siamo pronti ad accogliervi con tutti gli aspetti, l'enogastronomico, quello artistico, quello culturale, e poi qui si sta bene, anche per una visita, per un soggiorno. La qualità di vita è ottima, siamo vicini al mare, siamo vicini ai monti, qui ci si può veramente rinfrancare lo spirito e anche il corpo con le specialità. Tra l'altro c'è anche un eccellente ufficio informazioni, quindi... Sì, siamo pronti ad accogliervi. Adesso, dopo questo periodo di chiusura, ma non siamo stati fermi, abbiamo ad esempio rinnovato tutta la parte grafica di questo museo, quindi con tutto l'apparato didascalico, e quindi siamo pronti per accogliere i visitatori che vorranno passare da noi. Grazie alla signora Ilene, quindi sono tanti i motivi per una visita a Ripatransone in provincia di Ascoli Piceno. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Noi ci rivediamo puntuali la prossima settimana. Buone passeggiate a Ripatransone e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao!